Carissimi amici di Archeosarrabus, ben ritrovati. Oggi siamo nel territorio del comune di San Vito. Sono a metà strada tra due nuraghi. Alla mia sinistra c'è il nuraghe Fora Procasius, alla mia destra c'è il nuraghe Zio Martino. Oggi ve li vorremmo far vedere tutti e due partendo da Fora Procasius. Come potete vedere, l'ambiente circostante qua, la natura è caratterizzata da questa pianta sadidia in sardo, che è la ginestra selvatica, che è micidiale. È una bellissima pianta quando è fiorita, ma porta la spina, e quindi dobbiamo procedere con molta cautela. Dobbiamo procedere con molta cautela. Allora, siamo arrivati, molto semplice da raggiungere, a parte Sadidia. Come potete vedere abbiamo un altro nuraghe a vista, che è il nuraghe Mountain Arbedo. Quel nuraghe è molto bello, Marco, avevamo fatto un documentario io agli inizi, secondo me lo dovremmo rifare perché ne vale veramente la pena. È molto bello, molto grande come nuraghe, ma anche come insediamento. E poi da questa parte, come dicevo, sia il nuraghe di Zio Martino che è l'insediamento romano. E qua vicino ci passa quella famosa strada romana di cui rimane ancora traccia del selciato. Qua parte qualche traccia ancora sotto e rimane qualche filare della torre centrale. Qui pare come se ci fosse stato, vedi, un muro, diciamo, di rinforzo, tipo un bastione, no? che dava poi sulla torre centrale e fa tutto il giro così. Chiudiamo con questo nuraghe facendo, come al solito, una riflessione sulla visuale che si godeva da questa postazione. I nuraghi a vista sono tantissimi, in questa zona poi la densità molto alta di insediamenti di quell'epoca. Non sto a elencarveli tutti, sennò poi Marco è costretto a mettere i puntini su ognuno, però sono veramente tanti, stiamo parlando di decine di nuraghi che avevano contatto visivo con questa zona. Chiudiamo Fora Procasius e adesso andiamo a Zio Martino, che saranno 100 metri da qua. Siamo passati per arrivare a Zio Martino dal letto del fiume. La vicinanza dei due nuraghi all'acqua dimostra quanto era importante per loro questa risorsa. Tra l'altro la dimensione del letto del fiume ci fa anche pensare che poteva avere una portata importante e quindi una risorsa sicuramente indispensabile per la vita di chi viveva in questi insediamenti. Del nuraghe rimane pochissimo, qualche filare di pietra. È importante, come diciamo sempre noi, perché dimostra anche la densità insediativa che c'era in quel periodo, soprattutto in questa zona. Ma prima che cali il buio andiamo. Siamo sopra, Marco. Come vedi, ancora una volta viene sfruttato la natura, quindi questo ammasso di granito naturale è stato lavorato e come si dice, addomesticato. Da questo lato, stiamo parlando lato ovest, si vede ancora qualche filare di muro. Ecco qua, vedi? Qui si vede che continua, anche qua a fianco c'è, anzi, un pezzo anche, c'è un pezzo anche un po' più grande da questo lato. Se continuiamo, mai Smilax, qua c'è Tition, vedi, prosegue. Non è fondamentale. No, tenendo presente che poi, anche se guardiamo il letto del fiume, l'altezza, quindi probabilmente scendeva su diversi livelli. È arrivata l'ora di salutarci. Grazie ancora per la vostra passione con cui ci seguite e vi diamo appuntamento al prossimo nuraghe.